348 80 40 254, il numero dei vostri messaggi che andremo a leggere dal vivo. Andrò a leggere perché la democrazia ha funzionato e quindi col 75% dei voti a favore torniamo come nel 2025. E vabbè, bello, è stato proprio bello provarci, è stato bello anche vedere tante persone che mi hanno scritto sui social che sono andati a votare, e quindi i vostri messaggi torneremo proprio a leggerli così dal vivo. Però visto che vi ho detto una cosa importante, voi scrivete. La zia Marta per voi questa sera mi terrà e ci terrà compagnia. Buonasera zia. Buonasera, visto che c'è una novità, un ritorno di fiamma per il vero messaggio. Ma lei ha anche tanta musica nelle orecchie forte. Ma io gliela tolgo la musica. Bello allegro, però non sento cosa mi dice. Già a una certa età devo fare molta attenzione. Lei faccia attenzione a come parla stasera, perché sono già un po' arrabbiata di mio. È triste? Sì. Come mai è triste, zia? Come mai? Lo sarebbe anche lei. Io? Se non l'avessero chiamato quest'anno. Dove? A Torino. A Torino, a far cosa? A portare la fiamma olimpica. A fiaccolo lì, Sì, ma perché, certo. perché lei scusi, quando mai lei è andata a portare la cosa lì olimpica in giro, la torcia? Adesso fa finta di la torcia dimenticarsi. olimpica. Lei? Ma io nel 2006, tutta bella fiera là col mio braccio bello alto. No, ma non è vero, ma non è vero. La fiamma olimpica, eccola qua. Non è vero. Tutti mi apprezzano. Abbia pazienza, ma chiamano i VIP, Appunto. chiamano gli sportivi. Appunto. Ma cosa c'entra la zia Io sono Marta VIP con la e torcia? sono sportiva. E quindi quest'anno però non mi ha chiamata. l'hanno più chiamata. Vabbè. Pazienza, esatto, pazienza. Cosa le devo dire? Ricordiamo il gioco del secondo tempo, anzi andiamo a vedere la grafica. Venga con me, perché i nostri amici a casa questa sera, se hanno voglia di giocare con noi nel secondo tempo, componendo il 378 4080 506, possono vincere un buono salute e benessere e un buono ristorante. E poi comunque con la telefonata hanno anche il piacere di parlare con Enrico Peretti e di parlare con la zia. Ma salute e benessere praticamente, perché secondo me ne avrebbe bisogno un po' anche lei, giusto per... Non ho bisogno. No, lei è bello così. Resti qui che andiamo già a leggere un po' di messaggi arrivati. Dai, i primi messaggi di questa sera. Vediamo un po' chi ci ha scritto, cosa ha scritto. Vai Federico. Così iniziamo subito, se Federico è pronto, perché queste cose qua abbiamo proprio Pronto, Federico? Non andremo più a leggerli nel terzo, ma qualcuno ogni tanto. Buonasera Enrico, buonasera zia Marta. Anche questa sera la vostra compagnia e la vostra bravura ci terranno compagnia e in allegria. C'è anche una simpatia, lì scritto. Sì, un grande saluto a tutti voi di Casa Peretti, da Stefania di Rondissone. Che Grazie. salutiamo. Grazie Stefania. Dai, ancora 2 o 3 messaggi e poi cantiamo insieme. Buon weekend ragazzi, zia Marta sei simpaticissima, un bacione da Marco di Intra. Grazie Intra Marco Intra. Grazie Marco di Intra, con tanto di fotografia. Buonasera a tutta Casa Peretti, Enrico, da Andrea di Borgo Manero. Buon weekend a tutti e a lunedì. Ma c'è ancora tutta puntata ragazzi, abbiamo creato qualcosa per voi, speriamo di bello. Spettacolare. Bentornata zia Marta, ciao da Elena. Grazie cara Elena. Grazie. Ultimo messaggio per questo mini blocco. Ciao con la zia, la risata è assicurata. Grazie, hai fatto anche la rimata. La rimata. Grazie zia, adesso vi voglio portare nel 1969, perché i Pooh hanno scritto un album importante, un album dove c'era all'interno In Silenzio, dove c'era Piccola Katie, ma secondo me una canzone è rimasta nascosta, è rimasta forse troppo chiusa nei jukebox di allora, e allora ve la faccio sentire adesso per voi. Si intitola Mary Ann. Splende il sole a mezzanotte accanto a lei, Mary Ann. Quando il sole scende
Guardo le stelle che brillano, ad un tratto sento che vengono da me. Chi di voi se la ricorda? Siete in pochi, ma questo pezzo è bellissimo! Forse è solo un giorno della vita questo amore che mi dà Marianne. Forse coi gabbiani su nel cielo all'orizzonte sparirà Marianne, 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 Marianne. 1969, che bella canzone. Ricordo che sono in diretta, siamo in diretta 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, fotografie, richiesti, saluti al Peiretti, saluti alla zia Marta e adesso ci scateniamo un po'. Fate un po' di spazio lì davanti perché si canta, sì, ma questa sera si balla con il Peiretti qua, ok? Voglio sentire tutti adesso, tutti. Nessuno mai, nessuno mai, nessuno telefonarmi tu non puoi perché a quest'ora tocca a lui starti vicino. Così nessuno mai mi tiene la mano. Nel buio affiora la paura e mi addormento coi complessi di un bambino. Sogno la vita mia, gli errori fatti che rifarei, i nostri patti riguardo a lei. Ma se non l'ami perché ci stai, lui si serve di te mentre io ne ho bisogno per vivere. Lui è signore uomo libero. Chi è nessuno mai, chi è nessuno mai. Con i fili ingarbugliati del destino. Chi è nessuno mai, 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 nessuno. E sugli opuscoli il sapone l'ho scambiato per un cuore di cartone. Amare senza limiti, e dove sbaglio io, eppure devo amarti, amore mio. E adesso il prossimo brano lo si canta tutti insieme. Mi serve il vostro coro, anche Federico in regia canta con me. Nei suoi occhi c'è la vita, c'è l'amore. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Sto seguendo una luce che cammina lentamente, tanta gente s'avvicina. Adesso insieme!
sabbia nel deserto. Mille voci come onde in mare aperto. Terza strada sta sfiorando i grattacieli. Quinta strada sta volando verso il sole. E adesso sulla voce insieme. Yeah, Sahel. Na 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 na. Yeah, Sahel. 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 Poi. Yeah, Sahel. Na 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 na. Yeah, Sahel. Bravi, bravi, che coro! Il vostro coro è arrivato fino qui, a Luserna San Giovanni. È arrivata ancora la zia Marta. Comunque, volevo dirle una cosa. Mi dica, mi dica. Questa è la prima settimana dopo le vacanze. Noi Sì. siamo rientrati, diciamo, lunedì. Sì, esatto. E sì. devo dire che mi è piaciuta molto Oh, che cosa? tutte le serie, chiaramente, Beh, ma grazie. mi è piaciuto molto quando c'è stata ieri sera la ragazzina molto Bravissima, giovane. Sofia Tarantino, è stata una Sofia, puntata, bravissima. andatela a cercare su YouTube perché Sì. la puntata di ieri sera, se l'avete persa, merita proprio andarla a Sì. ricercare. E poi mi è piaciuto anche Little Tony, il nostro Sergio. Sergio, no? di Valle. E ho notato che tutti e due hanno detto che praticamente è stato bello perché sono stati convocati. Cioè sono stati chiamati proprio dalla Rai e sì. loro sono andati e soprattutto Sergio ricordo che mi ha detto questa cosa, che sono stati proprio convocati Sì. loro. E allora? Anche io sono stata convocata, lo sa, Oh, doveva finire. all'Agenzia delle Entrate. Ma cosa? Spero per lei di no, anzi salutiamo tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, che lavorano all'Agenzia delle Entrate. Mi hanno proprio convocato loro. Regia, dai, un paio di messaggi, voglio vedere Leggiamo. un paio di messaggi qui, vediamo cosa hanno scritto, chi ha scritto e perché hanno scritto, vediamo. Brava zia Marta, buona serata a tutti, ciao Idelma da Ceva, Idelma è la sua coscritta che giocate a bocce ogni tanto insieme. Idelma, quella che lancia le bocce tutto il posto. Esatto. Brava Idelma. Poi abbiamo zia Marta, se non ci fosse bisognerebbe inventare, cioè mi scusi, lei ha fatto un intervento di 2 minuti, ha fatto l'ebete così con le mani, io ho già cantato 3 canzoni e arrivano tutti i messaggi per zia. Perché la gente se ne intende. Vabbè, facciamo così, grazie. Ciao Casaperetti, ciao Enrico, ciao zia Marta, finalmente leggete i messaggi e vai, un saluto affettuoso da Gianni di Torino con il portachiavi della zia. Ciao caro Gianni, un bacione. Ultimo messaggio per questo mini blocco, vediamo un po'. Buonasera Casaperetti, stasera siamo pronti per la puntata con la fantastica. Dai. Zia Marta, grazie. Io posso. Fede, andiamo a prenderci un caffè, fa lei, resta lei e noi. Vabbè. No, oltretutto non ho proprio una notizia bella da darle. La diciamo dopo. La diciamo dopo? La diciamo dopo, sì, la diciamo dopo, Mi subito spiace. dopo il prossimo, lo so. Però succedono Lo anche so. queste cose. Ma la diciamo dopo. Pubblicità. Sì, ma che pubblicità? Ma cosa dice? Ma potrò ben gestire io la mia trasmissione, ma si prende. Che pubblicità devo cantare? No, ancora? Sì, devo Era meglio cantare. la pubblicità. Federico, piccola modifica in scaletta perché voglio portare tutti i miei telespettatori a Venezia. Venezia è il paese più bello del mondo, ma è anche caratterizzato da un gran bel carnevale. E allora vi porto a Venezia con un brano di Toto Cutugno, musicalmente, mentre visivamente andiamo a vedere delle immagini stupende proprio del carnevale di Venezia. Vai! Guarda che meraviglia! Che meraviglia! Quante volte tra i banchi di scuola ho studiato Venezia.
Quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia. La laguna che cambia il colore come le nostre stagioni di cuore. Se una donna la perdi la puoi ritrovare a Venezia. Quante volte i giornali hanno scritto salviamo Venezia. E poi quante bugiarde promesse han ferito Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è il carnevale per un'altra follia. C'è sempre un canto d'amore e poesia solo a Venezia. Se venisse pour l'éternité, Venise qui moi j'aimais, comme l'amour dans tout le monde entier. C'est Venise per l'eternità, Venise non morirà, come il nostro amore senza età. Quante volte ho pensato che se non ci fosse Venezia, dove andrebbero gli innamorati a sognare Venezia? Sulla piazza San Marco sei mia, è un gondoliere che ci fa compagnia. C'è nell'aria una strana poesia solo a Venezia. Se Venise pour l'éternité, Venise qui moi j'aimais, comme l'amour dans tout le monde entier. C'est Venise per l'eternità, Venise non morirà, come il nostro amore senza età. C'est Venise pour l'éternité, Venise qui meurt jamais, comme l'amour dans tout le monde entier. Venise qui moi j'aimais, come il nostro amore senza età. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Mi raccomando ragazzi, Oh. Zia, mi corregga, Sì? mi corregga soprattutto sul discorso della pronuncia francese. Lei è francese di madrelingua e quindi infatti la zia Marta, la zia Marta. Mi stavo chiedendo, tutto bello, Venezia, tutto bello, ma cosa c'entrava la dentiera? Mica detto Perché poi ha detto le monde entiere, le monde entiere, il mondo intero. le monde entier, voleva dire, entier. forse. Con Ha la detto mo- cosa c'entra la aspetta. dentiera? Con l'amour dans tout le monde entier. Monde entier. Tiè. Senza La la dentiera. chi se ne frega, Ma chi se ne sì, frega, l'ha l'importante capito. è capirsi, L'ha capito, poi. l'ha capito. Senta, mi Sì. racconti. Se posso le racconto adesso, come, adesso, come adesso. mai sono un po' triste, però le cose accadono e quando uno meno se lo aspetta deve venire qui a dare una notizia un po' triste. Cioè, Quale? che non verrò più soventissimo. Perché? Non vedo il motivo. No, glielo spiego. Avvicina un po' più il microfono. Perché grazie. praticamente è successo questo. È successo che questa cosa. io sto diventando molto conosciuta, ma non solo. Sì, vabbè. Faccio delle bellissime foto.
Lei fa la fotografa. Faccio anche la fotografa a tempo perso. Sì, E non è quindi? venuto a saperlo Corona. Ma che quale È venuto Corona? Corona quello di Fabrizio Corona. falsissimo. Ah, quello di Fabrizio Corona. Sì. Ha chiamato la zia Marta. Sì, mi ha chiamato perché zia Marta, lei è un pezzo importante per il nostro giornale, per il nostro canale. Non è un giornale, è un podcast. È un Comunque va bene. è un podcast. No, Lui un podcast, è un tutto podcast. insieme, E vabbè. allora ha detto, beh, volentieri. E allora ha voluto il mio primo scoop. Ha Quindi voluto lei lui. va in giro a paparazzare Sì. la gente, non si fa. Non si fa. Non si fa, Non si fa. eh, Bisogna avere la privacy. È importante la privacy. ma se ci fanno firmare qualsiasi cosa, Vabbè. passiamo ovunque. Quindi lei è andata in giro e Io ho trovato il mio primo vippino. ha trovato già un VIP. Vippino, diciamo. Vippino. Vippino. Un VIP. Vippino. Di chi si E tratta? praticamente- Aspetta, regia, i tempi, Eccolo qua, regia, eccolo i qua. tempi, te la chiedo io. Eccolo Vabbè, Eccolo qua, vabbè, non importa. Ma dai, Ecco, ma per io, favore. mi sono proprio nascosta dietro il casco, e il casco lì, il phon che si usa per nascondere, e ho beccato questo nostro VIP, eccolo qua, sempre meglio, e visto che è diventato biondino. Ma dai, poi ci ma sono per tutti favore, le varie ma la sequenze smetta. del Ma la ecco. smetta. Ma innanzitutto Ecco qua, è sotto quelle cose lì che fa venire il bello caldo, almeno ho innanzitutto preso queste bene il colore. Queste foto me le sono fatte io, non me l'ha fatto il paparazzo. Non importa chi vabbè, le ha fatte, basta regia, si è l'importante- capito. ecco, guardate Direi che si è capito. L'importante è che io sia riuscita a A mettersi- rubargliele in sì. qualche modo e a trasmetterle alla regia che gentilmente ce le ha mandate. Allora, raccontiamo anche delle cose vere, delle cose serie. È tutto vero. Prima di Natale o tra Natale e Capodanno siamo andati ad Aosta Sì, perché c'erano dei fans di Aosta che volevano conoscere la zia Sì. Marta, in particolare una bellissima bimba che salutiamo, ma prima di lanciare la pubblicità sì, mi sa ha anche fatto un dono. le ha fatto un regalo, facciamolo vedere. Salutiamo innanzitutto tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Val Mi ha fatto d'Aosta. un dono. Ma poi è stato bello perché mi fa. Non è per Peiretti, è per te, zia Marta. E io, mamma mia, ero felicissima. Sono quelle piccole soddisfazioni che ogni tanto uno si prende. Certo, Ecco. certo. E allora, C'è sa da cosa accendere. No, lo mangi mangi. tranquillamente. E adesso facciamo così, non lanciamo noi la pubblicità, facciamo un passo indietro di qualche giorno e andiamo ad Aosta. Vai regia. Dai, zia Marta, dobbiamo lanciare la pubblicità. Ma mi hai rubato la dentiera! Va bene, te la dico. Grazie. Adesso sì. 1, 2, 3. Pubblicità! Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti, l'ultima parte di questa settimana, però abbiamo il nostro giochino 378 4080 506 per giocare qui con noi per poter vincere questi due premi fantastici. Andiamo a rispondere alla prima telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Tiziano da Savigliano. Ciao Tiziano da Savigliano, Ciao. benvenuto Luciana San Giovanni. Vuoi fare un saluto alla zia Marta? Ciao zia Marta. Ciao Tiziano da Savigliano. Tiziano da Savigliano. Lo sai come funziona il nostro giochino? Tra un Sì. po' arriverà una domanda per te e se indovini andiamo a scegliere una delle 6 buste. Speriamo. Ok, la domanda per Tiziano è questa. Vai regia. Vediamo. Niccolò Fabi dedicò un brano alle sue mani, ai suoi occhi o ai suoi capelli? A. Ai B. suoi capelli. Bravo. Era facile, Tiziano. Era facile. Però. Alzo solo un po' il volume della telefonata. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. C'è zia Marta. Proviamo con la 2. Guarda che le prende un crampo se fa così, La 2. La numero 2 per Tiziano di Savigliano, quindi c'erano 6 buste, 2 premi, 2 ritenta e 2 ciao arrivederci. E hai vinto Tiziano! Hai vinto! Bene. Il buono ristorante del valore di 50 euro, ristorante L'Osteria Benissimo. Rabezzana di Torino. Complimenti Tiziano! Molto bene, grazie. A chi lo dedichi questo premio? A mia moglie Stella. Andrai con lei? Penso di sì. Vedi tu, veda lei. Ok. Che domande fa Peiretti? Vabbè, magari, che ne so, magari vuole andare da solo, ma scusi. Va bene, grazie mille per aver giocato con Grazie noi. mille, ciao zia Marta, ciao Enrico. Ciao. Ciao.
Ma io devo dire che da quando facciamo il giochino nuovo a casa sono più fortunati. Ma Vincono decisamente subito. vincono subito, eppure le possibilità sono esattamente come l'altro anno. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sempre Gianni da Torino. Dai, speriamo in bene stasera. Allora Gianni, facciamo così, visto che 3 sere consecutive che chiami che non vinci niente, ok? Ok. Passami tua moglie. Ok. Gioco- Michela, Stasera, vuole parlare con te? stasera voglio No. giocare con lei. Voglio giocare. Dai, vieni, vuole giocare con te. Stasera gioca a mo. Dai, a mo. Michela, non fare la timida, per favore. Vieni Michela, Vuole vieni, dai, giochiamo con Michela, vediamo se è più fortunata rispetto a Gianni. Ciao Michela, buonasera, sei pronta? Ciao, buonasera. Andiamo a leggere la tua domanda? Sì, dai. La domanda per Michela è questa, vai regia. Vediamo. Vattene amore, Sanremo 1990, Amedeo Minghi canta insieme a Mina, Mietta, Ornella Vanoni. Vai. Mietta. Sì, Yeah. sì, vedi, Eccola qua. c'è poco da fare, siete donne, quindi la 1, la 3, la 4, la 5, la 6, vai! La 5. La 5, pensa se vince, Vediamo. Michela, Aia. Michela. La 5. Sì, la 5, ce l'ho già qui, Michela. Vediamo. Quanto è distante Gianni da te? È vicino, è qua. Allora facciamo così, lunedì mi richiami tu, ma fai cambiare stanza Gianni, No. No! Mi dispiace ragazzi, però vi voglio un mondo di bene, Va buon bene, weekend! anch'io. Ciao zia Marta, Ciao, ci grazie sentiamo Enrico. lunedì, ciao. Ciao, va bene. Ciao. Grazie. Ciao. E a volte non basta essere bravi e rispondere alla domanda, bisogna avere fortuna, ma questo gioco è un po' come nella vita, tu puoi essere bravo ma se non hai la fortuna. Pensi Vediamo. che io ho tutto, sono brava e fortunata. Vediamo. Pronto, chi sei da dove? Ciao Enrico, sono Massimo. Ciao Da Massimo. Carmagnola. Massimo Ciao da- zia Marta. Ciao Massimo. Massimo da Carmagnola, ormai il nostro gioco lo conosci e quindi Sì. sei pronto? Andiamo a leggere la tua domanda. Pronto. Eccoti. La domanda per Massimo è questa. Cocchi e Renato incidono E la vita le bella nel 1974, 1972 o 1976? Vai Massimo. Cocchi La A, Renato. La B o la C? 74, Nel 72? 72. No, nel 74, No. nel 74. Dai, ci risentiamo la Non prossima importa. settimana. Grazie per aver giocato Grazie, con un noi. abbraccio, ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao. Era il 1974, che bel brano. E la vita, le bella, le bella. Non lo sapevo neanche io. Vado a rispondere al telefono, Sì, faccia uno così. dietro l'altro. Che meraviglia questa sera. È pronto? No, rispondo Non l'avevo io, ancora detto rispondo di io, stasera. è vero. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Marcello di Val della Torre. Ciao Marcello di Val della Torre, benvenuto a casa mia, benvenuto in casa Piretti. Sei pronto per giocare con noi? Pronto, prontissimo, grazie. La domanda per Marcello è questa. Vai regia. Vediamo. L'11 luglio 1990 nasce Fedez, Achille Lauro o Madame? A, B o C? Vai. 11 luglio B. B. B come Bologna. B come Bologna, A come Achille Lauro, bravo, bravissimo, bravo. Vai, Risposta meno male. esatta, risposta esatta. Adesso solo la fortuna. 1, 3, 4 o 6. Vai Marcello, vai. Allora, dicono che il 3 è il numero perfetto, provo il numero 3. Proviamo. Dicono in giro, eh? Dicono. Dicono- Ma chissà, non è che sono fortunato di solito, però ci provo. È la prima volta che giochi, vero, in casa Piretti? Sì, prima volta e vi seguo spesso, vi seguo spesso. Grazie. Allora, mi piace molto il discorso che Una cosa, tra l'altro oggi è il mio compleanno onomastico e compio 50 anni. proprio oggi. Auguri! Tanti auguri da parte di tutta grazie, Rete 7 e Enrico. tutta Casa Piretti. Avrei voluto farti un gran regalo, ma c'è la faccina rossa e mi dispiace tantissimo. Pazienza, mi sono divertito ugualmente. Hai festeggiato il tuo compleanno insieme a noi. Grazie di cuore, ciao! Ciao, Auguri, un abbraccio. Ciao. Grazie. Ciao. E attenzione amici a casa, perché adesso sono rimasti due buste con la faccina blu e una con il premio. Premio. Chi lo sa? Andiamo a rispondere
al telefono. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, Daniela da Torino. Ciao Daniela da Torino. Ciao. Sei pronta? Sei pronta, Sì. Daniela? La Sì, domanda. prontissima. La domanda per Ciao, la nostra- chiamata. Ciao cara. La domanda per Daniela è questa. Vai regia. Canta con me. Io rinascerò, cervo di montagna, cervo primavera, cervo di scogliera. La A, la B o la C? Io rinascerò. Montagna? No, primavera. No. Io rinascerò, cervo I primavera. premi lunedì. Brava, questo è lo spirito. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. Ciao, buona serata, ciao. Ciao. Vediamo, abbiamo ancora tempo per 1/2 telefonate, cervo, perché frega questa cosa, perché il cervo è di montagna, invece Sì, no, ma Cocciante questo qua, esatto, ha scritto cervo a primavera. Vediamo, pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Beppe da Torino. Ciao Beppe, ciao Torino. Allora, siamo pronti? Un saluto zia Marta. Eccola Ciao lì. Beppe da Torino, come fa laggiù? Nevica, piove? No, è ancora un bel tempo. Ah, ecco, Bene. qua siamo sotto la pioggia. La domanda per Beppe da Torino è questa. Vai regia. Donne, amiche di sempre, donne alla moda, donne, conto corrente, contro la gente o contro corrente? Allora, La A, vediamo un attimo. conto corrente, la B, contro la gente, la C, contro corrente. A, B o C, vai! Risposta? La No, donne conto corrente, no, controcorrente. Grazie per aver giocato con noi, va ciao! bene, alla prossima. Ciao, zia Marta. ciao. Ciao, arrivederci. Ciao. Effettivamente dicono anche che sei una donna hai bisogno di un conto corrente deciso. Vabbè, sai, però sei un po' confuso. era tranello è questa. Ma lei Questa è un po' era a cattivello ogni tranello. tanto per i retti. Forza ragazzi, che ho ancora un premio stasera. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Samantha da Cavagnolo. Samantha da Cavagnolo. Andiamo a leggere subito la tua domanda. Vai regia. Ok. La domanda per Samantha è questa. In gelato al cioccolato, il profumo dei fiori sono fiori di pesco, fiori di Bach o fiori di tiglio? I fiori di gelato al cioccolato, il profumo è di pesco, di Bach o di tiglio? Vai! Pesco. Profumo di fiori di tiglio, fa caldo ma qui si sta meglio. Era Tiglio, grazie per aver giocato con noi, ciao! Grazie a voi. Ciao, buona serata. Fiori di pesco era Battisti, fiori rosa, fiori di pesco. Abbiamo ancora una telefonata Sì, se arriva facciamola, e dai, poi dai, andiamo dai, a cantare ancora un una. brano che devo dedicare a un mio amico. Pronto, chi sei e da dove? Giuseppe da Torino. Pronto? Giuseppe da Torino. Giuseppe da Torino, ciao, benvenuto. Sei pronto ad Grazie. andare a leggere la tua domanda? Sì. Bene, la domanda per Giuseppe da Torino è questa. Vai regia. No, questa l'abbiamo già letta, regia. No, questa l'abbiamo già letta, regia. Questa, quella dopo. Vai regia, vediamo un po'. Vediamo. In Caruso, come è definita la terrazza? Una terrazza triste, una terrazza vecchia o una terrazza grigia? Triste, vecchia o grigia? Amico mio? Devi Una terrazza vecchia. una vecchia terrazza sul mare di Sorrento. Bravo! Vecchia. Bravo! La B. Bravo! gliel'ha detto, andiamo avanti. La 1, la 4 o la 6? La 1. La 1. Giuseppe hai detto, vero che ti chiami Giuseppe? Giuseppe, la 1. Andiamo. Mazza, la faccina blu. Cosa vuol dire? Aspetta Giuseppe, la faccina blu perché hai un'altra domanda. C'è un'altra domanda per te, non hai ancora vinto niente, non hai perso ma puoi rigiocare. Un'altra domanda regia, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo con una domanda per il nostro Giuseppe? Sì. Nell'ombelico del mondo si incontra uomini soli, uomini nudi o uomini alti? Uomini soli, uomini nudi o uomini alti? Devi abbassare il volume della TV però, amico mio. La B, nudi. Bravo. Ne sa. Allora, attenzione, ci sono due buste.
Una c'è la faccia blu che diventa rossa, e l'altro c'è il premio. Quale vuoi? La 4 o la 6? La 4 o la 6? La 4 o la 6? La 6, la 6! La 6, la 6. Arrivo. La 6, vediamo. La La 6. 6. La 6. Oh. È la prima volta, vero, che giochi in casa Peiretti? Sì, Allora, è la prima volta. e allora ti invito a riprovare da lunedì perché c'è la faccina blu. Grazie per aver giocato con noi. Ciao! Richiamaci. Richiamaci! Alla prossima! Il premio era nella 4. Ciao amico mio, ciao. E una cosa che... Vieni zia, vieni. Ecco, il buono salute e benessere era nella busta numero 4. È una cosa importante, zia, che voglio ricordare ai nostri amici a casa. Quando prendete la linea abbassate il volume della TV, altrimenti io fatico molto a capire cosa viene detto. E adesso, signore e signori... Ma se uno quando prende la linea Sì. e deve abbassare, no? Quando Sì. poi rialza torna grasso. Vada, se ne vada. Questa la tagliamo, La grande richiesta di Vasselli. Se lì cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se gli è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, tanto per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare miele e fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse se gli è proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento. È come se fosse l'ultimo. Questa la devo dedicare, zia Marta, a un mio amico che è venuto oggi
mi ha portato un pacco, fa il Corriere, mi fa però mi piace Casa Peretti, la guardo tutte le sere, ma non mi canti mai Vasco, e quindi dedicatissimo. E cosa le ha portato? No, così che mi interessi, però. Una cosa mia, ma cosa gliene frega? Così, pur per lei, tanto rimane tra me e lei. Credo che debba ancora dirmi una cosa. Sì? Sì. Ah, sì? Non mi guardi così. Allora, tre interventi c'erano. Il primo è andato bene, il secondo è andato bene, c'è anche il terzo. Il terzo. Che è praticamente il finale. Il finale. Il grande finale, il gran certo. finale. Di cosa combinerà su quella testa? Veloce, perché voglio andare a leggere tutti i messaggi. Mandiamola. Secondo lei io divento così? Sì, secondo lei io divento così? Sì, vedrà che ce la fa diventare esattamente così. Vediamo, regia. Ma no, la smetta, non divento così. Mi ricorda un po' i Simpson. Ma sì, esatto. Vedrà che la prossima settimana la piccola Marge. Allora, e adesso andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai regia! Vediamo, finiamo i messaggi. Grazie per averli mandati. Ricordo che lunedì sera qui con me Alessia Chelucci. Ciao Casa Peretti, salutiamo John di Moncaglieri e gli dedichiamo una canzone di Gianni Morandi. Ciao, allora lunedì cantiamo un brano di Gianni Morandi dedicato al vostro amico John di Moncaglieri. Esatto. E poi. Vada. Ciao Casa Peretti, come ogni sera siamo con voi e stasera ancora di più perché finalmente ritorna la zia... Non so se resto tanto, però sono qui. La zia Marta. Ma Corona non la vuole, Fabrizio Corona ha lavorato con... eccomi, io sono il piccolo Filmer. Buon weekend, un bacione, Noah, Titti e Giovanni. Vabbè, piccolino, io spero che tu possa diventare bravo come Filmer. Te lo auguro con tutto il cuore. Ciao Noah, grazie, un abbraccio Titti e Giovanni, grazie. Cara zia Marta, ma quanto sei brava. Grazie per la tua capacità di far ridere e la simpatia che regali ogni volta. Con affetto saluto te Enrico, Maria da Torino. Cara Maria, io ti ringrazio tanto. Grazie Maria, grazie. Anche a nome di zia Marta. Viva Casa Peretti e viva i messaggi letti dal vivo. Buon fine settimana Giovanni e Silvia da Alessandra. Ciao Giovanni, ciao Silvia, ciao Alessandria, grazie. Ciao Alessandria. Top! Eccoci qua. Eccoli i nostri fans di Aosta. Ciao, grazie Topolina bella, ciao. Grazie ragazze. Salutiamo anche le ragazze stupende. Ciao Enrico, ciao zia Marta, buon anno a tutti voi, anche se un po' in ritardo. Massimo Venaria. Va benissimo, io non so se c'è una scadenza per dire buon anno. Sì. Secondo me va bene anche ad agosto. Fine gennaio. Finalmente ecco zia Marta, mancavi già tantissimo, lo dice Sonia. Grazie. Ciao Sonia, grazie mille. Buon fine settimana, buon weekend, bella serata, bravi, lo dice Lilli da Rorà. Grazie Lilli. Grazie Lilli. Grazie. Un saluto da Arianna di Castiglione Torinese, di 10 anni. Una sera mi fai una canzone del mio idolo Tananai, sempre Forza Toro. Va bene, ciao Arianna, 10 anni, fantastica. Forza Toro, Tananai. Grazie. Tutto registrato. Tananai. Presenti un abbraccio da Pino, Maria e Tommy da Scalenghe. Ciao Pino, ciao Maria, ciao Tommy. E salutiamo tutta Scalenghe all'ascolto. Ciao Casa Peretti, buona serata, bravissimi. Un saluto alla simpaticissima zia Marta, Michela da Torino. Ciao Michela. Ciao cara Michela. Ciao Michela. Vittoria... Buonasera cari Enrico e zia Marta, un bacione da Maurizio da Santa Vittoria d'Alba. Ciao Maurizio. Eccolo. E ciao Santa Vittoria d'Alba all'ascolto, grazie. Viva zia Marta, super atletica, un bacione a tutti e due da Romy e Roby. Ciao, grazie. Comunque sì, a me questa puntata, in questa settimana mi è mancato così tanto andare a leggere tutti i vostri messaggi. Ragazzi, è molto più bello così, abbiate pazienza. Finalmente, ora sì che mi sento di nuovo protagonista dei messaggi e sento la tua opinione in merito. Buon weekend a Tino e Betta, ciao zia Marta. Grazie Betta, ciao Tino. Grazie. Piace di più. Buonasera a tutti e super zia Marta, ragazzi, siete amici di zia Marta, con te è tutto più divertente, conoscerti è stato bello, mi sono divertita, un abbraccio forte Maria da Osta, Enrico sempre il top, grazie, un bacio ai nonni Antonio e Maria, ciao Antonio, ciao Maria, ciao piccolina, grazie di cuore. Bacione a tutti. Bene, sono contenta che leggi i messaggi, c'è più contatto con il pubblico, grazie Patti. Ciao Enrico, ciao zia Marta, una sera fantastica. Questa sera, come tutte le...
Vabbè, serata fa questa sera come tutte le sere. Saluti da Renata, un abbraccio da piscina. Ciao Renata, grazie. Ciao. Lei non vede cosa devo fare io qua, far partire la base, chattare con la regia, gli effetti, io le do una mano. Sì, viva zia Marta. Mi sei mancata, Francesca. Ciao, Grazie, Francesca. Franci, anche tu. Ciao Francesco, anche tu mica la conosci Francesca. La conoscerò molto presto. Vabbè, buonasera Enrico, anche stasera ci ha regalato delle splendide sensazioni musicali. Bentornata alla simpaticissima zia Marta. Buon weekend a tutti, lo dice Edo e noi salutiamo il nostro amico Edo con tutto il cuore. Grazie Edo, grazie. Grazie, merci. Ciao, sono Giuliana da Piosasco, da un po' non riuscivo più a vedervi. Sono contentissima, ti trovo in forma. Ciao Giuli83. Sì, abbastanza in forma, sì. E poi ha girato il televisore. Devo dire che questo mio look mi dà anche un po' di grinta in più. Buon fine settimana da Fulvia di Cumiana, la chitarrista. Ciao, la Fulvia suona la chitarra mentre guarda Casa Peretti, è bellissimo. Brava Fulvia. Ciao Enrico e zia Marta, i nostri gemelli vi mandano un grande saluto, quanto è bello ascoltarvi. Come si chiamano i gemelli? A parte questo, grazie di cuore. Grazie. Ce lo farà sapere presto. Quanto è bello ascoltarci, non lo so, però noi ci mettiamo sempre tutto il nostro impegno. Ciao bravissimi, meglio di Vasco. Non esageriamo, raga, non esageriamo. Sì, non esageriamo. Ci sono dei mostri sacri che non mi permetterei neanche di avvicinarmi col pensiero. Però io faccio ciò che riesco a fare, canto ciò che sono capace di cantare. Però vi garantisco che tutto ciò che faccio è vero. Siamo in diretta, sono le 20:58. Questa settimana finisce qui. Io voglio ringraziare tutti i miei ospiti, Giuliano Falco, la redazione di Rete 7, i registi Rete 7, e questa sera fatemela abbracciare perché è pazzesca. La zia Marta! La zia più amata d'Italia! Grazie. Non so se la più amata d'Italia, la più amata dai telespettatori di Casa Peretti. Ci vediamo lunedì per una nuova puntata, qui con me Alessia Chelucci. Passate un buon sabato, passate una buona domenica e dite in giro cos'è Casa Peretti. Ce l'ho fatta anche stasera, l'abbiamo portata a casa. Questa nave chiamata Casa Peretti l'abbiamo portata in porto, va bene? Sì, buon weekend. Ciao biondino, ci vediamo lunedì. Ma che biondino? Biondino, adesso è diventato biondino.